Ore 13, buongiorno e ben ritrovati in diretta come ogni giovedì insieme alla CGIL Risponde. Intanto saluto subito Giacomo Vendrame, segretario generale della CGIL a Treviso. Buongiorno, ben trovato Giacomo. Ci sono con te Silvia Bresolin e Stefania Masier. Buongiorno anche a voi. Allora, abbiamo un'ora da passare insieme, tra poco vi ricordiamo anche il numero di telefono per le vostre chiamate e domande da casa. Parleremo principalmente di pensioni, che è cosa che ovviamente interessa a tanti, come si va in pensione appunto, poi di APE sociale, quante cose. Parleremo di pensioni nel senso che se ne fa un gran parlare, ci sono alcune novità, il problema delle novità è che non stanno diventando ancora un elemento concreto, perché in particolare per le due prestazioni che ci interessano anche di più in questa fase, cioè l'APE sociale e il famoso pensionamento per i lavoratori precoci, siamo ancora in attesa da parte del governo e poi successivamente dell'INPS dei decreti attuativi rispetto alla legge e delle circolari dell'INPS. Cosa vuol dire? Che finché non c'è la circolare dell'INPS che dice praticamente come si fa la pratica per poter andare in pensione, la gente non può fare quella pratica e quindi non può andare in pensione. Ricordo che il governo rispetto a questi due provvedimenti, che sono provvedimenti per andare in pensione in maniera anticipata rispetto alle regole di adesso, aveva dato una finestra di tempo dal 1° maggio fino al 30 di giugno. Chiaramente questa finestra non è più valida perché siamo, se non sbaglio, il 18 maggio, correggimi se sbaglio. Ma oggi esatto, pare di sì. Esatto, e non c'è ancora la modalità per cui queste persone possono esercitare il proprio diritto. E questo che cosa, cioè voi avete fatto avanzate tutte le richieste, giusto? Tra l'altro è il periodo in cui c'è una protesta molto forte, no? Che abbiamo già detto sul fronte CAF, no? Con la sospensione del servizio perché non c'è un accordo con Roma, no? Hanno fatto l'accordo sull'ISEE. Questo di qua, sull'ISEE. L'hanno fatto l'accordo, se non sbaglio, venerdì era, adesso non mi ricordo la data. Quindi ricominciate? Quindi si ricominciamo. Vabbè, questa è una notizia anche. È una notizia. Soddisfatti almeno, no? Perché abbiamo spiegato, siccome voi svolgete questo servizio che è fondamentale poi per tutti i cittadini, ma non c'era un accordo, chiaramente ha un costo per voi, non c'era un accordo. L'accordo INPS consulta dei CAF, che raggruppa tutti i CAF a livello nazionale, ma l'accordo c'è e quindi da venerdì scorso, se non sbaglio di pochi giorni, è stata sbloccata la situazione. Quindi adesso noi siamo ritornati alla normalità per quanto riguarda l'ISEE. Questo è importante. Invece cosa che non ritorna alla normalità è la questione delle pensioni, per cui siccome c'è molta attesa, perché ricordo che questa è una modifica per quanto ancora molto limitata della Fornero, la gente chiaramente sta aspettando di poter andare in pensione e si rivolge a noi giustamente. Il punto è che noi dobbiamo rinviare il momento in cui li facciamo la pratica perché siamo ancora in attesa di istruzioni, insomma. Va bene, allora, intanto vi ricordo 0422 1626 798 per chiamare, quindi fateci le vostre domande, approfittatene, come andare in pensione, abbiamo detto, poi cosa possiamo aggiungere, anche perché è un percorso non possiamo definirlo netto ovviamente, è un percorso ad ostacoli, no? come lo vogliamo chiamare? Sì, c'è una difficoltà enorme intanto nell'individuare quali sono le possibilità per andare in pensione, perché sono innumerevoli, dipende poi dalla situazione personale, quindi ognuno ha una propria situazione. Che attività si è svolta, no? Che Tante attività, cose. per quali anni, per quanti anni, in quale cassa, in quale gestione, che cosa sta facendo attualmente e poi insomma dall'analisi della situazione si può individuare qual è la migliore opportunità per andare in pensione. Ci sono una serie di valutazioni che si devono fare sia sulla convenienza sia sulle opportunità e quindi è chiaro che non si può paragonare nessuna situazione rispetto a un qualsiasi anche collega di lavoro, pur che questo abbia lavorato negli stessi anni, per lo stesso numero di anni all'interno dello stesso posto di lavoro, però magari può avere una vita lavorativa precedente che cambia completamente le cose. Quindi è necessario fare una valutazione assolutamente personale di qualsiasi tipo di posizione. Poi si fa una richiesta?
Si fa una domanda, si viene al patronato, si fa un'analisi della posizione assicurativa, fatta la verifica e avuto le dovute certificazioni che si possono ottenere da parte degli enti, si propone poi una domanda all'INPS, il quale poi nel momento in cui se è un lavoratore dipendente ha cessato l'attività lavorativa risponde con il pagamento e il calcolo della pensione vera e propria. Possiamo anche magari rifare un percorso veloce su come si va in pensione oggi. Parliamo di pensione di vecchiaia e pensione anticipata. Io lascio anche la parola magari a Stefania che spiegherà un attimo il riprego. No, perché io stavo sbirciando, quindi ho visto uno dei tuoi appunti è sui precoci. Sì, questo lo lascerei, io vorrei riprendere. È una delle cose, tra l'altro, per cui ci scrivono in tanti via SMS, chiedono di essere ascoltati, di trovare una soluzione. Però è importante riprendere un attimo quali sono le regole attuali e poi i casi e i precoci come vanno a modificare o integrare quella possibilità. Stefania? Sì, allora attualmente in pensione io ho due modalità, una pensione anticipata e una pensione di vecchiaia. La pensione di vecchiaia raggiungo il requisito, devo avere almeno 20 anni di contribuzione e un'età che diversifica a seconda che sia uomo o donna ancora per il momento. Quindi una donna quest'anno può andare in pensione con 65 anni e 7 mesi, l'uomo con 66 anni e 7 mesi, indipendentemente dal versamento se è dipendente, artigiano, commerciante o coltivatore diretto. Queste le formule, quelle più classiche, insomma, dell'attività lavorativa. Mentre per andare in pensione anticipata devo avere almeno 42 anni e 10 mesi se sono un uomo e 41 anni e 10 mesi se sono una donna, quindi una differenza di un anno anticipato rispetto agli uomini per le donne. Ho capito. Allora, c'è una telefonata, la sentiamo subito. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, prego. Cesare da Padova. Sento che parlate di pensione. Sì. Allora voglio chiedere un'opinione per sapere qualcosa. Allora, io prendo qualcosa di meno della media nazionale delle pensioni che è 1466 rotti, eccetera. Allora, l'INPS mi ha tolto da 3-4 mesi, mi ha tolto 8 euro al mese dai soldi della pensione e il Comune mi ha messo in conto un aumento dell'IRPEF di circa 6 euro. Se il Comune, perché non ricevi i soldi dallo Stato, ogni volta mette in conto l'IRPEF ai pensionati, le pensioni vengono ridimensionate anche se alla Corte Costituzionale hanno detto che le pensioni non si toccano le grandi, non si toccano neanche le piccole. Mi sapete dire qualcosa? Grazie, buongiorno. Questo dipende dal Comune, tra l'altro, sì, no? cioè, Perché se ha deciso di applicare, aumentare l'aliquota IRPEF... Allora, noi i ragionamenti che facciamo, voglio dire, normalmente li facciamo sempre sul lordo, perché poi l'aspetto fiscale è un'ulteriore complicazione agli aspetti che stiamo discutendo, perché l'aspetto fiscale chiaramente bisogna valutare quello che è il reddito della singola persona. Il reddito della singola persona può essere non solo da pensione ma anche da altre cose e scattano poi le varie tassazioni. Le varie tassazioni sono anche differenti perché ad esempio, come diceva il signore, c'è l'addizionale comunale all'IRPEF che è un'aggiunta rispetto all'IRPEF nazionale e ogni comune decide la sua addizionale. Poi il motivo per cui ci sono questi aumenti e queste voglio dire, diminuzioni da parte di questo pensionato bisogna verificarli puntualmente, nel senso è difficile così. Possono essere varie? Ci possono essere tanti motivi, sì. Però l'aspetto fiscale ha ragione in termini generali, nel senso che è chiaro che poi possiamo anche aumentare le pensioni, ma se aumenta di corrispondente anche la pressione fiscale, quel lavoratore, quel pensionato poi si trova comunque con gli stessi soldi di prima. È un ragionamento che apre una questione più grande. Nel nostro paese bisognerebbe fare la riforma fiscale e incominciare a ragionare in maniera un po' più lineare rispetto al fisco. Cioè, però... Diciamo che però il caso è ovviamente in capo all'amministrazione comunale. Io credo, no? Cioè, probabilmente avendo o applicato per la prima volta, come forse è capitato negli ultimi tempi. L'INPS dà quei 8 euro, mi sembra, in meno al signore e bisogna fare una verifica puntuale, cosa che noi facciamo con i nostri... Poi se è Padova Centro, almeno ha detto che il nostro telespettatore chiamava da Padova, Padova aveva abbassato l'IRPEF sino a poco tempo fa, bisogna capire se è cambiato ovviamente con la gestione commissariale, se parliamo di Padova Centro o se è un'altra amministrazione. Silvia, dove eravamo arrivati poi?
alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata, lì i requisiti necessari per poter andare in pensione. Se riprendiamo in mano il possibile accesso a pensionamento, cosa vuol dire adesso APE sociale? L'APE sociale è un anticipo pensionistico, non riguarda sicuramente tutti, bisogna appunto non generalizzare, nel senso che si parla di APE sociale per chi ha almeno 63 anni di età, ma non è sufficiente avere solo 63 anni di età. Ci sono alcune determinate condizioni, altri requisiti da soddisfare. Per esempio quali? Abbiamo tre possibilità, tre categorie di lavoratori o ex lavoratori. Abbiamo lavoratori che hanno un'invalidità riconosciuta di almeno il 74%, quindi almeno 63 anni e almeno un'invalidità riconosciuta del 74%, o in alternativa essere un lavoratore che sta assistendo un familiare convivente, soggetto riconosciuto con handicap. L'handicap significa legge 104, quindi handicap grave. Terza possibilità... una delle tre ovviamente. Una delle tre, diciamo chiaramente. I 63 anni più una di queste tre. I 63 sono fissi, queste sono altre tre possibilità. La terza era quello di essere stato licenziato ed aver terminato qualsiasi tipo di ammortizzatore sociale, quindi non avere più la disoccupazione, la NASPI, da almeno 3 mesi. Per accedere a questo, quindi almeno 63 e una di queste tre condizioni, è necessario avere anche 30 anni di contributi effettivi versati. Quindi ci sono tutta una serie di criteri da soddisfare. C'è un'altra categoria, un'altra possibilità, e questi possono essere chi sta in questo momento lavorando e sta lavorando da almeno 6 anni con un'attività particolarmente gravosa, e ci sono una serie di indicatori che ci possono dire quali sono le attività che rientrano come cosiddetti lavori gravosi. Adesso abbiamo la pubblicità, poi torniamo a capire magari se qualcuno ha già fatto richiesta. Come... Non si può? Non si può ancora non per quel ci sono motivo le che dicevamo procedure? prima. Benissimo. Ci fermiamo, a tra poco. Torniamo in diretta con Ore 13, allora vi ricordo lo 0422 1626 798 per intervenire. Abbiamo già ascoltato alcune segnalazioni, il come andare in pensione è chiaramente un tema che interessa tantissimi, quindi approfittatene con la telefonata. Abbiamo spiegato come sfruttare, come poter approfittare della novità dell'APE sociale, ma non si può fare. Il problema, ripeto, è che non ci sono ancora i decreti attuativi, quindi Ma tutti su questi questo requisiti... fronte c'è qualcosa che si muove o no? No, deve muoversi, perché il governo ha deciso che queste persone che hanno questo diritto, cioè poter andare in pensione nel momento in cui hai quei requisiti, tu debba fare la domanda, inizialmente era previsto dal 1° maggio al 30 di giugno, ok? Oggi siamo al 18 e non c'è ancora la procedura per fare la domanda. Chiaramente è prevedibile che slittino, però capite bene che già la finestra dal nostro punto di vista è un'assurdità. Uno quando ha il diritto dovrebbe poter fare domanda ogni giorno dell'anno, ma una volta anche decisa la finestra pare assurdo che oggi quella finestra non sia più valida, cioè il governo smentisce se stesso da questo punto di vista. Ma ci sta lavorando almeno o no? Ci sta lavorando, stanno lavorando, probabilmente ci sono anche dei problemi di carattere tecnico, non lo sappiamo, il punto vero è che avevano creato un'aspettativa, hanno chiaramente noi come patronati, non parlo solo come CGIL, ci si è organizzati rispetto alla situazione e chiaramente adesso siamo in attesa di capire cosa succede con la situazione che poi i lavoratori giustamente in attesa e con la volontà di poter andare in pensione, e vi assicuro insomma non è semplice, la gente è stanca chiaramente di lavorare e vorrebbe andare in pensione il prima possibile, che sta aspettando e viene da noi però. E noi è anche un po' difficile spiegargli tutte queste cose quando insomma la decisione spetta a qualcun altro. Io mi auguro che a breve si sblocchi la situazione, noi siamo in grado di dare la risposta puntuale a tutti i lavoratori tramite insomma i nostri tanti sportelli in provincia di Treviso, ma come Treviso insomma tutta la CGIL a livello regionale e nazionale. È chiaro che però ci deve essere voglio dire la parolina magica e quindi soprattutto poi la procedura per poter accedere perché le persone possono venire da noi e poi andare in pensione finalmente, perché come dicevi te non è un percorso netto, come avete capito. E poi ripetiamo anche i punti che sono essenziali secondo me per l'APE sociale che dicevamo prima, sociale, poi come... APE sociale mi pare sia la definizione. Sì, APE sociale. No, perché era diventata social alcuni tempi, ma forse perché... per evitare... Esatto, per il premier che precedeva Gentiloni. Allora, telefonata, pronto? Pronto?
Buongiorno, sono Marco da Mogliano. Marco, buongiorno, dica. No, io vorrei sapere sulla legge speciale per collocamento obbligatorio, la legge numero 68. Mi risulta che parte della sinistra, ossia anche tutta la sinistra, dovrebbe assumere queste persone con i voucher, ma solo che adesso i voucher sono stati annullati e la gente è senza lavoro. Però non ho capito la questione. È i soliti comunisti che si fanno riconoscere, scusa se te lo dico. Non so a chi ti riferisci, però noi i voucher li abbiamo aboliti per dare prospettive diverse ai lavoratori e dopo insomma perché c'era uno sfruttamento, come sai Marco, sul fronte voucher, no? Quindi il problema è che bisogna creare anche un'alternativa. Esatto, ma il problema qual è? Non abbiamo ben esatto. capito. Cosa succede? No, dico, la legge 68 sul collocamento obbligatorio degli invalidi è disattesa. Okay. Siccome si potevano lavorare con i voucher, adesso che i voucher non esistono più, la 68 con i voucher non ci un'opportunità di lavoro. Però Marco, le posso domandare, cioè, quindi credo che il caso riguardi lei, immagino. Sì. E la facevano lavorare con i voucher? Sì. Però se la facevano lavorare con i voucher non si applicava la 68, perché la 68 dice un'altra cosa. Anche sono a casa, grazie e arrivederci. Buongiorno, però qua bisogna capire perché appunto se lei rientra tra quanti possono godere della legge 68, a lei non si possono applicare i voucher, quindi qui qualcuno... Diciamo che lui poteva lavorare come qualsiasi altra persona attraverso il lavoro accessorio e quindi pagato in voucher, ma non c'entrava nulla con la legge 68. La legge 68 in realtà dice in qualche modo che a questi soggetti che dovrebbero essere maggiormente tutelati, insomma che hanno la necessità di avere una tutela maggiore, debba essere trovato in qualche modo un posto di lavoro nonostante la loro condizione. A meno che forse lui non avesse questo posto di lavoro e quindi lavorava con i voucher. Chiaro. Questa allora è la seconda ipotesi. Certo. Non sono legate. Non sono legate. Non è legato alla legge 68. Poi la domanda è se lavorava in voucher. Quel lavoro in voucher era effettivamente un lavoro che doveva essere pagato in voucher? Perché è stata fatta, adesso prendo un caso concreto, un sacco di polemica sugli alpini e sul fatto che non si poteva, non mi sembra che non sia morto nessuno, anzi che quelle persone che prima magari lavoravano in voucher magari gli hanno fatto un contratto di lavoro a tempo determinato, pagati magari il doppio. Quindi se si va a chiedere a quei lavoratori, rispetto anche alla nostra azione, quei lavoratori sono più contenti, Hanno avuto una tutela maggiore, no? Tra l'altro si diceva 1000 posti di lavoro in più credo in quei giorni, certo. No? Abbiamo raccontato più volte. Ho un'altra telefonata, Silvia, poi arriviamo Stefania ad altre novità, così le approfondiamo. Pronto? Pronto? Buongiorno signora, prego. Buongiorno, io volevo chiedere per la pensione sociale. Sì. Allora, io ho 63 anni compiuti, 64 quest'anno, 30 anni di contributi. Però ho visto che avete detto che va in pensione quelli che sono stati licenziati. Io ero un'autonoma, ho chiuso per fallimento, non c'entro niente. Questo è un altro caso specifico. Esatto. Bravo, infatti ho detto non è che ho chiuso quei soldi, ho chiuso quei debiti. Certo. È un tema aperto questo, su cui ci stiamo cercando di, io so almeno della discussione nazionale della CGIL assieme a Cirlui col governo, è trovare in qualche modo un'interpretazione che vada oltre al fatto che la persona per accedere deve essere da 3 mesi senza indennità di disoccupazione. È chiaro che chi non ha diritto all'indennità di disoccupazione si trova fuori da questa situazione. In alcuni casi è paradossale, perché voglio dire, una partita IVA non ha diritto alla disoccupazione ma può essere senza lavoro, questo è il punto. Sì, il Consiglio di Stato aveva fatto... e nessuno ti assume naturalmente, devo andare così per pulizie, per arrangiarmi, perché appunto non ho niente... purtroppo speravo, infatti sono del 53 perché sono cascata giusta che vado a 67 anni e 6 mesi, perché poi per 2 anni, per l'anno prossimo c'è lo scalino, non vado più a 65 e 6 mesi come ho capito. Esatto. Giusto? Sì. Che io andrei nel 2020. Quindi diciamo per il lavoro autonomo non c'è ancora chiarezza? No, in effetti così come è scritta oggi il lavoro autonomo non rientra. Il Consiglio di Stato si era espresso su queste proposte e
sembrava fosse richiesta un'apertura un po' più ampia anche a chi non aveva diritto alla disoccupazione, però ad oggi, non abbiamo. Oggi dovrei escludere questa cosa. Ecco, siccome noi siamo persone che cercano di vedere sempre il lato positivo, speriamo che il ritardo sia esattamente per motivi di questo genere e che poi allarghino a soggetti come la signora, platea, certo. Perché effettivamente non ha senso che, voglio dire, figure come la signora rimangano fuori, perché... Guardi signora, il nostro bollettino va in onda ogni giovedì alle 13 su Antena 3, quindi noi ci siamo qui ogni giovedì con tutte le novità, vediamo di qui in avanti anche perché si devono dare una mossa. Io controllo sempre comunque, ma vedo sempre disoccupati da licenziamento e per quello ho detto, ma chiedo perché non ho mai sentito degli autonomi. Certo, va bene. Sono senza lavoro. Grazie signora, buongiorno. Speriamo in bene, grazie, arrivederci, grazie mille. Buongiorno a lei. Allora, intanto lo ricordiamo Silvia, quindi abbiamo detto per l'APE sociale, d'anticipo della pensione, 63 anni d'età. Esatto. Poi uno di questi requisiti o più di uno? No, uno di questi, i 30 anni di contributi però sì. I 30 anni di contributi legati a queste prime 3 categorie, quindi invalidi, chi è senza disoccupazione almeno 3 mesi, chi sta assistendo un familiare convivente con legge 104, almeno 30 anni di contributi. L'altra possibilità che riguarda il tipo di lavoro che il lavoratore sta facendo in questo momento, quindi i cosiddetti lavori gravosi, è legato a una contribuzione minima di però 36 anni. E questa attività deve essere fatta almeno per gli ultimi 6 anni della vita lavorativa o almeno gli ultimi 6 negli ultimi 7 anni di lavoro. Senti, però hanno definito poi i lavori usuranti? Perché immagino che Qui parliamo di lavoro gravosi. Gravoso, usurante, qual è la lavoro differenza? usurante è un'altra categoria. Cosa. Per gravoso cosa si intende allora in questo caso? Allora ci sono tutta una serie di tipologie di lavoro che sono già stati individuati. C'è una lista ben precisa, fra cui possiamo rilevare gli operai dell'edilizia, quindi il muratore, faccio l'esempio dei più classici che possiamo trovare, insomma, le maestre dell'asilo, quindi del nido, il nido d'infanzia, le professioni infermieristiche. Addetti alle pulizie non qualificate. Sì, esatto, quindi possiamo parlare anche di badanti. Esatto, autisti di mezzi pesanti e camion. Gruisti, parlano di gruisti. Ma sono così terribili i bambini, no? Adesso io torno alle maestre... ma non è un lavoro così facile. No, certo, anche perché forse si fa fino a una certa età, questo poi è ovvio, parliamo no? anche dei 63 anni, insomma, diciamo che insomma, e ci vogliono almeno 36 anni di contribuzione, quindi... In quel caso, quindi per i gravosi sono 36. Sì, almeno 36, ecco. di cui gli ultimi 6 fatte con queste questa attività. tipologia. Rientrano anche gli operatori ecologici. Certo. Magazzinieri, chi fa facchinaggio. Una cosa importante da dire, siccome non è un percorso netto, come è chiaro dai requisiti, e siccome c'è la questione della finestra, noi chiaramente ci stiamo organizzando. Il consiglio che do a chi ci ascolta e magari appunto pensa di avere questi requisiti è comunque di rivolgersi alle sedi sindacali. Noi siamo organizzati per fare anche una prima raccolta e fare in qualche modo da filtro, perché poi il problema quando si aprirà la finestra è anche l'urgenza di fare prima quelli che hanno effettivamente diritto. Cioè se uno, adesso faccio un esempio concreto, rispetto all'APE sociale, se uno invece di avere 63 anni ha 62 anni, ma ha gli altri requisiti, è chiaro che la domanda non la faremo quest'anno, però questo non vuol dire che noi non possiamo fare il quadro della situazione. La cosa che chiediamo è di avere la pazienza in qualche modo di sapere che magari noi raccogliamo le informazioni e poi gli diamo un appuntamento finita la finestra rispetto a chi ha l'urgenza, perché noi stiamo mettendo in campo attraverso le nostre categorie, attraverso i nostri pensionati, attraverso i nostri uffici, una raccolta chiaramente dei casi in modo che tutti possano avere soddisfazione. Ma siccome l'attesa è notevole da parte delle persone, dobbiamo anche in qualche modo cercare di spiegare che purtroppo appunto il percorso non è netto e non è netto nemmeno per noi, nel senso che abbiamo milioni di difficoltà, tra cui non abbiamo ancora le procedure per poter mandare le persone in pensione. Allora, non so se possiamo andare in pubblicità, così lanciamo già il secondo blocco. Vi ricordo 0422 1626 798 e poi sentiremo altre telefonate. Tra poco. Ore 13 insieme alla CGIL risponde, torniamo in diretta, allora 0422 1626 798, intanto durante la pubblicità discutevamo di altri aspetti che vorremmo raccontarvi tra poco perché sono importanti ancora sull'APE sociale. Telefonata subito, pronto?
Allora, abbassi il volume del televisore, la prego, perché sennò ci sentiamo un 2 o 3 volte. Ascolti noi soltanto dal telefono, la prego. Va bene, abbasso di tutto. Pronto? Benissimo, buongiorno. Oh. Buongiorno, posso parlare? Sì, è in diretta, prego. Pronto, buongiorno, sono Ivano di Treviso. Ivano. Lei chiede un'informazione. L'INPS mi ha mandato che la mia pensione matura, vado in pensione il 1° di luglio, con 42 anni e 10 mesi di contributi versati. Sono andato a fare la domanda a un CAF, dagli estratti conti io andrei in pensione dal 14 di giugno, però matura dal 1° di luglio. Perché l'INPS ci chiede sempre di lavorare un mese in più per essere più sicuri di contributi versati? Ci ho spiegato? Silvia, così, cioè sì, lavoro. Io spero che lei abbia fatto la domanda a un patronato, non a un CAF. Sì, Mi conferma questa cosa, perfetto. Un patronato. È la legislazione che prevede che tutte le pensioni, almeno le pensioni pagate dall'INPS, decorrono sempre dal mese successivo alla presentazione della domanda e quindi una pensione non può avere una decorrenza diversa rispetto al primo del mese. Chiaramente deve essere il mese successivo in cui lei, a parte ha presentato la domanda, ma anche dal mese successivo la data in cui ha maturato il requisito. Quindi se matura i suoi 42 anni e 10 mesi a metà del mese di giugno, la decorrenza non può essere altra che il 1° del mese dopo. Lei potrebbe anche decidere di cessare il 15 di giugno, io non lo consiglio assolutamente perché poi... No, io sto già facendo fino alla fine giugno, 15 giorni non mi cambia la vita. Esatto, esatto, quindi il consiglio lo diamo anche noi, indipendentemente da quello che prevede la normativa, è sempre di lavorare qualche settimana in più, perché le sorprese ci possono sempre essere e mi creda, queste succedono, quindi per 1 o 2 settimane di lavoro in più non è il caso di rischiare una decorrenza. C'è stata l'attività, poi insomma sa che non la può più riprendere, quindi non rischiamo. L'INPS mi aveva dato la carta che la mia pensione matura il 1° di luglio, però io posso terminare il 14 di giugno, sì, 42 anni. Se lo vuole fare, lo può fare. Non c'è nessun problema, comunque eventualmente che subentra dopo eventualmente. No, non c'è nessun problema. Io le ripeto, le consiglio di lavorare fino a fine mese. Sì. Okay. Tanto poi in pensione. Un'altra cosa. Cioè, quindi lei è in pensione fra un mese e 10 giorni? Sì. Beh, insomma, starà festeggiando. Il 1° di luglio sono in pensione. Un'altra cosa, posso chiedere? Sì, prego Ivano. Facciamo tariffa doppia allora, visto che lei va in pensione tra l'altro. Comunque posso venire là a fare la trasmissione. Per caso avete filmato i 41 anni per i precoci? Ecco, volevamo arrivare proprio a quello tra poco. È uno dei temi che dobbiamo affrontare. Vi ho preceduto. Allora Ivano, resti con noi a seguirci perché ne parliamo tra poco, Perfetto, rimango. Io me lo insegno 41 anni per i precoci, però in realtà prima volevo che sottolineassimo quello che non abbiamo detto durante la diretta e che ci raccontavate invece in pubblicità, cioè che l'APE sociale comunque ha un tetto massimo e una durata e quindi lì bisogna analizzare la convenienza o meno. È più bravo il patronato su questo, però è un assegno ponte rispetto al tuo pensionamento che ha le caratteristiche della vecchiaia. Stefania? Quindi... Sì, infatti viene chiamata indennità, non è una pensione, non è nient'altro, è un'indennità che viene erogata in 12 mensilità, quindi non c'è una 13ª ed ha un tetto massimo di 1.500 euro. Questo vuol dire che se loro fanno un calcolo di pensione ad oggi rispetto a quello che potrò prendere quando avrò l'età effettiva di pensionamento della vecchiaia e se questo importo di pensione supera i 1.500 euro, al massimo io questa indennità la posso avere di 1.500. Se invece sono inferiore ai 1.500 naturalmente mi danno quello che mi spetta. Ecco, possiamo dire anche che il termine non è perentorio quello del 30 di giugno, cioè non è che io se ho requisito quest'anno devo presentare le richieste di certificazione di pensione entro il 30 di giugno, ho la possibilità di presentarla anche successivamente, solo che loro hanno previsto dei tempi, una tempistica per accertare questi diritti che mi sembra deve essere intorno al 30 di settembre, quindi dicono se la presentiamo successivamente a questa data non abbiamo più il tempo di verificare effettivamente il diritto o meno a erogare questa APE. Però questi sono elementi appunto di
Però insomma, sì, noi che vengano da noi, poi rispetto a queste cose noi facciamo slalom tra i paletti e facciamo quello che serve. Ricordiamoci i precoci. Intanto, altra telefonata, pronto? Niente, forse troppo attesa, ce ne scusiamo, però insomma ci sono molte telefonate e cerchiamo di ascoltarle tutte, quindi vi ricordo 0422 1626 798. Allora, la risposta ai precoci è arrivata? No, non è arrivata, è come la PSOCIA, siamo in attesa. No, abbiamo già dei paletti, quindi possiamo già dire di che cosa si tratta se parliamo di precoci. I precoci intanto chi sono? Sono quei lavoratori che hanno almeno un anno di contributo versato prima del compimento del 19° anno di età, cioè contribuzione da effettivo lavoro. Faccio l'esempio, se uno ha fatto solo il servizio militare prima dei 19 anni di età, quello non è lavoro effettivo, quindi non lo posso conteggiare. Quindi chi ha cominciato da giovane a lavorare e chi ha lavorato per almeno un anno prima del 19° anno di età. Che requisito hanno i precoci? 41 anni di contributi. Quindi andiamo ad accorciare quelli che oggi sono i requisiti, quindi 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, anticipiamo di 10 mesi per le donne, di 1 anno e 10 mesi per gli uomini. Quindi questo è il secondo requisito. A quali altre condizioni? A quelle stesse condizioni che riportavo prima, quindi chi ha un'invalidità almeno al 74%, chi sta assistendo un parente convivente, chi non ha più una disoccupazione da almeno 3 mesi e... Le categorie. Sì, e poi i lavori gravosi. I lavori gravosi. Oltre ai lavori gravosi qui ci aggiungiamo anche le categorie dei lavoratori usuranti. E qui ricomprendiamo quelle categorie che sono chi sta facendo il lavoro notturno, chi lavora in catena, chi lavora in condizioni nelle miniere, nella lavorazione del vetro, quelle categorie molto particolari. Però non ho capito perché si inseriscono delle categorie all'interno del sistema precoci. Così si riduce la platea degli interessati, è chiaro. Perché altrimenti... Cioè devi avere una serie di requisiti. Non è che... chi comunque aveva a 19° anno aveva già un anno di contributi in precedenza e non ha nessuna di queste caratteristiche, non può andare. E va in pensione con, diciamo, quello che abbiamo detto con i prima. criteri normali. Sì, esatto. E quindi sono quelle poi le persone che vanno in piazza, no? E dicono, hanno manifestato in questi mesi, no? Dicendo siamo quelli che hanno iniziato a lavorare prima di tutti, siamo ancora qui. Certo, il problema è che la modifica alla riforma Fornero è una modifica che dà soddisfazione ai soggetti più fragili, ed è evidente, ma mancano poi tanti altri soggetti che comunque hanno una fragilità, perché magari non hanno un lavoro e via dicendo. Quindi noi non è che ci fermiamo qui rispetto alla richiesta di modifica, il punto vero è che finora è stato ottenuto questo. Telefonata, pronto? Buongiorno a voi, io sono Laura, grazie per la trasmissione che state facendo che interessa sempre a tutti, ma... Grazie Laura, grazie mille. E allora io mi sono licenziata, lavoravo alle Poste Italiane perché in pratica ho dovuto assistere i miei genitori anziani, essendo figlia unica, avevo 39 anni di servizio. Ovviamente nessuna finestra per uscire grazie alla signora Fornero, eccetera, eccetera. Cosa mi è successo? Io ho potuto andare in pensione anticipata e ci andrò il 1° gennaio, avrò l'importo della pensione il 1° gennaio 2018, solo facendo i 41 anni e 10 mesi, solo versando 800 euro al mese, che sto versando da 2 anni ormai e mancano i 10 mesi. Come mai questo particolare di sto versamento che è oneroso perché sono 30.000 euro, tra l'altro non posso nemmeno scaricare gli importi, recupero dell'IRPEF su questi importi perché non ho reddito, per cui io chiedo a voi cosa è successo. Perché devo pagare questo importo che ho scelto io di farlo ovviamente, perché me l'hanno proposto, altrimenti io non potevo andare assolutamente in pensione. Lei aveva specificato che è per assistere familiari in casa? Avevo i miei genitori, uno è morto nel 2013 di Parkinson e un altro nel 2016 del mal di cuore, è stato operato al cuore. Per cui diciamo che anche che fosse, io ho dovuto licenziarmi 31/12/2015 e non so se c'erano regole vigenti diverse da adesso, che non so ovviamente, perché io sono andata più volte al CAF, anche perché il congedo straordinario l'ho patito molto molto bene, perché ogni volta dovevo cambiare i periodi, perché mica uno si ammala quando decide il congedo straordinario. Le faccio forse l'ultima domanda. Intanto bisogna lavorare sul brand patronato perché conoscono tutti il CAF ma non il patronato. Sono già andata, guardi, mi hanno detto... No, ma scherziamo signore, scherziamo. Certo, ma io ho anche l'85, mi è venuta fuori una malattia rara, per cui oltretutto beffa e inganno ho l'85% di invalidità, ma che ormai non posso
non posso più farmene vanto perché mi sono licenziata per forza di cose, cioè io ho male, i miei genitori ridotto col congedo straordinario, per cui ho dovuto Laura, fare una scelta. aspetti solo un istante, dunque Sì, ha detto prego. 41 anni di 39, mi sono licenziata con i 39 anni di contributi. 39 anni di contributi. Per fare i 41 anni, 10 mesi, devo versare 30.000 euro di contributi. Quanti anni ha volontari. adesso lei, signora? Adesso mi mancano solo 10 mesi, per cui ne ho 41. Sì, età? 62 anni. 62 anni. Silvia Stefani, serve qualcos'altro per cercare di capire? Sì, beh, oddio, bisognerebbe È molto approfondire un po' di complicato, più certo, la situazione della signora. È chiaro che la signora ha fatto una scelta di vita, la chiamo io, quindi per prestare... Sì, no, ma lo capisco e apprezzo questa cosa qua. Ma lei ha usufruito anche dei 2 anni di congedo straordinario? Sì, ero agli sgoccioli. Quindi aveva già fatto tutto quello che poteva fare, che quello permetteva la legge 104, sì. Certamente, tutto quello che era possibile. Quindi poi si è trovata senza scelta, ha deciso di cessare l'attività e chiaramente per non perdere quell'opportunità che è quella di andare in pensione anticipata con 41 anni e 10 mesi, la signora saggiamente è stata consigliata ed ha fatto lei. No, ho fatto io, nessuno mi ha saputo consigliare, glielo posso garantire io. Cioè è stata una sua scelta? Non avevo nessuna scelta, ma ho io insistito perché né il mio datore di lavoro, cioè l'ufficio personale delle poste, né il CAF sapeva di questa possibilità di uscire pagando i contributi volontari sulla quale io ho insistito, altrimenti io non potevo assolutamente lasciare il lavoro. Io vorrei dirle, allora, il datore di lavoro su questo posso immaginare che non le dia questo tipo di consiglio. Se è stata un patronato, se è un patronato della CGIL, questa è una delle cose che noi facciamo abitualmente nel momento in cui una persona decide di cessare l'attività lavorativa. Era un patronato X che comunque non era preparato a sapere che c'erano mi questi... dispiace, No, niente, sono dovuta andare, siccome sarebbero pensioni speciali, poste e ferrovie, sono fondi speciali. Sì, certo. Io sono dovuta andare all'INPS di Venezia e lì ho proposto la mia cosa, mi hanno detto solo questa strada è possibile, però 30.000 euro e non recuperabili sono tanti perché io non ho possibilità, non ho reddito, per cui non faccio il 730, non scarico. Laura, grazie mille intanto, buongiorno, così diamo spazio anche a tanti altri che stanno chiamando. Prego. Silvia. No, la signora ha intrapreso un percorso e secondo me ha fatto bene a fare questo, indipendentemente da chi l'ha consigliata o meno, perché chiaramente non si vuole lasciar sfuggire la possibilità di andare in pensione con 41 anni e 10 mesi. Io direi che un altro passaggio potrebbe farlo a trovare un patronato, a questo punto magari che veda lei dove a chi rivolgersi per capire se in questo caso qua può rientrare dei precoci o meno. Ho qualche dubbio, magari vediamo cosa uscirà nei prossimi decreti, se ci può essere un'apertura, perché in effetti la signora è senza lavoro da più di 3 mesi e pagare 800 euro al mese senza sostegno a reddito. Poi tra l'altro non tanto. avendo un reddito la signora non detrae neppure, quindi... La signora ha scelto di versare i contributi come se lavorasse, chiaramente non lavora e quindi è un costo a L'alternativa sostegno era quella della di attendere persona. l'età per la vecchiaia, ma chiaramente sarebbe rimasta senza nulla fino ai 67 anni, oltre. Esatto. Sì. Allora, ci fermiamo per l'ultimo break, poi torniamo in onda, vi aspettiamo. Ore 13, ultimi 10 minuti che passiamo insieme nel ricordarvi il come andare in pensione, tanti aspetti insomma che abbiamo enucleato questa mattina. 0422 1626 798, c'è già una telefonata pronta, la sentiamo. Prego, pronto? Buongiorno. Buongiorno signora. Mi chiamo Ivana da Treviso, volevo sapere qualcosa dell'opzione donna. Ecco qua. C'è ancora in vigore? Allora, lei quanti anni ha signora, se posso permettermi? Io ho 50, devo fare 58 anni. Non ho sentito il... 58 ho detto. 58 già Almeno io ho compiuti? capito. Deve fare. Aspetti un attimo, io la domanda l'anno scorso l'avevo fatta col vostro CAF, però poi si sono fermati all'anno di nascita del 59. Il problema è questo signora, che i requisiti che esistono, che sono ancora tuttora esistenti, però che vanno maturati entro il 31 dicembre 2015, sono 57 anni di età se la sua vita lavorativa è stata fatta tutta con lavoro dipendente e almeno 35 anni di contributi, oppure se anche del lavoro autonomo servono 58 anni di età maturati sempre entro il 31 dicembre 2015. Quindi io faccio 58 anni quest'anno e ho 37 e 8 mesi di contributi. Quindi non ci siamo, è assolutamente impossibile.
Non è stata rinnovata l'opzione donna, riguarda solo chi ha maturato questi requisiti entro il 31 dicembre 2015. E non c'è, secondo voi, ci sarà la possibilità che venga portata più avanti? Io ritengo di no, è un mio parere personale, non voglio escluderlo, però ho paura proprio di no, signora, altrimenti l'avrebbero già fatto prima d'ora. Quindi la signora non può usufruire dell'opzione donna, No. giusto? Va Ok. Ci sperava, no? Immagino. Non ho capito. Ci sperava? Cioè sperava nel poter... Molto, no, perché la domanda me l'avevano fatta, mi avevano quasi garantito che a luglio andavo, poi invece sono cambiate le regole. E I criteri, va bene. Grazie signora, buongiorno. Buongiorno. Allora, adesso ne prepariamo un'altra, vediamo se riusciamo a sentire qualche altro telespettatore prima della chiusura, quindi 0422 1626 798, riepiloghiamo, insomma, quello che abbiamo detto. Sì, la cosa forse più importante che mi sento di dire è che dovete venire al patronato, poi continuate a chiamarlo CAF, a me interessa poco, intanto sempre la stessa famiglia, ma dovete entrare in una sede della CGIL, poi insomma chi è in sede CGIL vi orienta, se dovete fare il 730 al CAF, se dovete andare in pensione al patronato. Poi la cosa per me più importante invece è che si è risolta la vicenda ISEE, quindi ora si può anche però compilare proprio insieme a per tutte le cose che abbiamo detto oggi. Voi capite che è molto complicato, cioè è un percorso ad ostacoli, la competenza degli uffici è fondamentale e il patronato è preparato per fare questa cosa in CGIL in maniera molto puntuale, quindi rivolgetevi a noi, questa è l'indicazione, perché poi un cattivo consiglio o un'interpretazione personale poi sbagliata rischia di peggiorare una situazione che è già critica, nel senso che poi tutti si aspettano di andare in pensione e non vedono l'ora, visto la riforma Fornero, però poi la concretezza di questa cosa non è così semplice, quindi rivolgetevi a noi valutiamo l'urgenza del caso e se c'è urgenza facciamo le cose nel più breve tempo possibile, se non c'è urgenza diamo appuntamento, voglio dire, a distanza di tempo. In modo da poter studiare la materia specifica per il cliente. Telefonata, pronto? Pronti, buongiorno. Buongiorno, sono prego. leggermente esasperato. Che succede? Allora io specifico la cronostoria. Sono andato in pensione ufficialmente, domanda accettata, 1 gennaio del 2017. Solo che a distanza di 5 mesi ancora non mi è arrivato assolutamente niente. Cioè, e lei aveva anche già chiamato, secondo me, mi ricordo. Sì, quindi, esatto. E quindi ancora non è arrivato, diciamo, non è arrivata la pensione. Allora, sono esasperato perché dal fine anni 60 io ho pagato, estorto, tra virgolette, dallo Stato più del 30% della mia busta paga lorda. Certo. E pagato prima di ricevere la pensione. È possibile che dopo 5 mesi, quasi 6, ancora questo Stato non mi dia la pensione? No, non è possibile, cioè, nel senso, non è normale, poi bisogna vedere perché. Bisogna fare le verifiche, però se lei ha i requisiti, le hanno detto che dal 1 gennaio è in pensione, voglio dire, con i tempi, però bisogna fare le verifiche perché poi un conto è fare un'affermazione. Bisogna fare le verifiche, allora, al vostro patronato, ai vostri sindacati, a tutti quanti, con qualche click mi sanno dire tutto, anche quanto dovrei percepire. È possibile che dopo 5 mesi ancora non abbia ricevuto niente? Il problema è che la pensione non la eroghiamo noi, l'INPS. Però facciamo così, allora certo è un'assurdità, purtroppo però è quasi sempre così, 5, quasi 6 mesi diventano in effetti tanti, no? Cioè non è che si va in pensione il 1 gennaio come diceva lei e arriva all'istante nel giro di pochi giorni, purtroppo passano mesi, questa già è una stortura in sé. È un assurdo, però, esatto, perché quanto è? 2 mesi di solito? Quando io ho fatto domanda... Aspetti solo un secondo, aspetti, tanto restiamo con lei.
Allora, l'INPS in genere cerca di liquidare le pensioni entro 30 giorni dalla decorrenza, quindi in genere il mese successivo alla decorrenza uno dovrebbe già aver ricevuto a casa perlomeno il provvedimento, anche se non cioè già l'accredito nel conto corrente o dove ha chiesto il pagamento. Vorrei capire in questo caso, e potrei eventualmente farmi carico di verificare questa cosa, perché ci sono alcune motivazioni che possono nascere all'interno del percorso per cui c'è un rallentamento, magari neanche dovuto da colpe dell'INPS, è necessario verificare. Io posso fare questa verifica sempre che il signore in questione abbia presentato la domanda presso un patronato Inca, chiaramente, perché se è un altro patronato io non posso farmi carico. Inca. Inca, se vuole ma se lasciare viene i da suoi voi dati, si può aiutare? Sì, ma credo che, spero sia già venuto a dirci questa cosa qua, perché se non ce lo fa presente è chiaro che noi non abbiamo modo di intervenire. Se lui vuole lasciare i dati io mi faccio carico di verificare se è in provincia di Treviso, di capire cosa è successo. Allora, va bene, facciamo così, va insieme a Silvia a verificare questa cosa e poi ci fa sapere. Va bene, grazie. Lasciamo il numero di telefono in regia. Il bazooka, sto preparando un bazooka. No, vabbè, dai, questo no. Questo no, immagino che stia scherzando. No, non sto scherzando. Allora, insieme a lei deve andare al patronato Inca. Lei dice, io ho visto ore 13, Antena 3, Silvia Bresolin. Basta che lasci anche i suoi riferimenti, lo chiamo io, è più semplice. E dovete risolvere questa cosa insieme e poi ci fa sapere, va bene? In regia c'è il mio numero. Ecco, perfetto. Lasci il bazooka da parte. Grazie, buongiorno. Il nostro bazooka è il patronato, l'unica arma che possiamo usare. Spariamo noi per lui. Esatto. Stefania, cosa ci siamo dimenticati? Allora niente, venite da noi al patronato, venite a presentarvi, portate con voi la vostra documentazione per capire se potete essere interessati all'ape sociale o ai lavori precoci. Noi abbiamo predisposto anche una scheda in cui voi potete scrivere appunto in quale casistica vi sembra potete rientrare e poi noi ci faremo carico di fare tutte le valutazioni e quando sarà il momento saremo lieti di accogliervi e di fare tutte le certificazioni per ape sociale, lavori precoci e quant'altro. Bene, ultimo flash davvero Giacomo, abbiamo detto quindi la trattativa va avanti, o meglio l'attesa più che altro per quanto riguarda i decreti attuativi su Roma. Ma c'è anche il secondo tempo, perché oggi abbiamo parlato del primo tempo rispetto anche a quanto concordato col sindacato stesso. C'era poi tutto il secondo tempo, perché noi non ci accontentiamo di queste modifiche che tra l'altro appunto devono essere applicate. Noi vogliamo anche modificare la riforma Fornero per permettere alle persone più anziane e più stanche di poter andare in pensione prima. Questo tra l'altro libererebbe posti per le persone più giovani che stanno cercando un posto di lavoro, e sono tante, e tra l'altro non solo giovani. Questa è la questione. Allora, finiamo qui, grazie Silvia, Stefania e Giacomo per questi approfondimenti, ci rivediamo come sempre giovedì prossimo insieme a ore 13, vi ricordo che a partire dalle 18:30 ci sono i nostri telegiornali e 20:10 con gli approfondimenti ovviamente di questa lunga giornata di notizie. Grazie.